Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta. Trascorreremo assieme un'ora e mezza con tutte le ultime notizie della nostra regione, i collegamenti dalle nostre redazioni sparse per tutto il Veneto. Oggi una giornata importante per quello che riguarda le infrastrutture della nostra regione, perché si sta svolgendo proprio in questi momenti l'inaugurazione dell'ultimo tratto della superstrada pedemontana veneta. Ci collegheremo poi con il nostro corrispondente da Malo, Federico Fusetti. Nel corso del telegiornale sono presenti sia il Presidente della Regione Luca Zaia che il Ministro Matteo Salvini. Ma apriamo questa edizione con una brutta notizia di cronaca, perché è morto la notte scorsa, dopo una settimana di agonia, l'elettricista 47enne Francesco Sinico, vittima di un incidente sul lavoro lo scorso 20 dicembre a Vestennanova, in provincia di Verona. L'uomo era caduto dall'alto precipitando per 6 metri mentre stava sistemando alcuni punti luce in un'azienda di legname. Trasportato in elicottero all'ospedale di Borgo Trento in gravissime condizioni, l'elettricista è morto dopo una settimana. I familiari hanno deciso per la donazione degli organi, quindi purtroppo un'altra morte sul lavoro che funesta la nostra regione. E purtroppo dobbiamo dare notizie ancora anche di abusi sulle donne. Questa volta ci trasferiamo a Padova, dove la polizia ha arrestato il giorno di Natale un giovane che aveva ricattato una studentessa per costringerla ad avere un rapporto. Fotografata nuda in doccia e ricattata per costringerla ad avere un rapporto sessuale, la terribile storia è capitata il giorno di Natale ad una ventenne di origine libanese residente a Padova. Qualche giorno prima di Natale la ragazza aveva conosciuto in rete un giovane e aveva iniziato a chattare con lui, un 27enne magazziniere che si era dimostrato fin dai primi messaggi gentile e affettuoso. La studentessa l'aveva così incontrato in centro a Padova il giorno della vigilia di Natale e poi si erano nuovamente dati appuntamento per la sera a casa di lei. Durante la cena però la ragazza ha cominciato a sentirsi male. Il 27enne le aveva consigliato di farsi una doccia. A quel punto, mentre lei era in bagno, il giovane ha tentato un approccio fisico cercando di entrare in doccia e soprattutto fotografandola mentre lei era svestita e toccandola nelle parti intime nonostante il suo netto rifiuto. Nonostante il malessere sempre più forte, la ventenne però era riuscita ad allontanare e bloccare il suo aggressore facendolo uscire di casa. Poche ore dopo però è iniziata per lei una nuova odissea. Il 27enne ha cominciato ad inviarle messaggi minacciandola di divulgare le foto di lei nuda sotto la doccia ad amici e familiari se la ragazza non avesse avuto un rapporto sessuale. Messaggi, ricatti e minacce durate per tutta la notte, fino a quando la studentessa, esasperata e terrorizzata, si è rivolta la mattina di Natale alla polizia per denunciare tutto. I poliziotti della squadra mobile sono riusciti così a risalire l'identità e al domicilio del giovane molestatore. Gli agenti lo hanno trovato intento a scrivere i suoi messaggi minatori e lo hanno arrestato. In casa aveva anche 25 grammi di marijuana, 2 pistole giocattolo e 2 grossi coltelli a serramanico, tutto sequestrato dagli agenti. E invece dal Bignasego 2 persone, 2 famiglie anzi, ieri sono state evacuate per una fuga di gas. Si è risolta nella tarda serata di ieri la fuga di gas che ha messo in allarme un'intera via dal Bignasego. Il forte odore di gas aveva gettato nel panico i residenti di via Manzoni, che sono subito usciti in strada. I vigili del fuoco, intervenuti da Padova con le squadre specializzate, hanno individuato la causa nella rottura di un tubo del gas metano di media pressione. Hanno circoscritto la zona, chiudendo la via con le transenne, e hanno fatto evacuare 2 famiglie a scopo cautelativo. Desta preoccupazione la situazione dell'ordine pubblico a Mestre, un argomento del quale ci siamo occupati molto spesso, naturalmente seguendo quelli che sono gli avvenimenti in questa zona del comune di Venezia, e torniamo quindi a raccontarvi la storia di un uomo che è stato picchiato selvaggiamente alla testa e ferito per una sigaretta negata. L'aggredito è un uomo di 69 anni. Ha ancora tutti i segni dell'aggressione, anche da quest'occhio qua? Sì. Tutti e 2 gli occhi? Sì, mi sa che non li aveva persi. Ferito alla testa, preso al collo e buttato a terra per una sigaretta negata. Il giorno dopo la violentissima aggressione subita a Santo Stefano, Giuseppe Pizzati, 69 anni, ex sergente maggiore, incursore dei Lagunari, continua a piangere. Piange al pensiero della violenza subita appena sotto casa, in via Rio Cimetto, tra la Milanese e la Gazzera a Mestre. Sì.
Perché non è giusto approfittarsi di una persona anziana. Preso a botte, minacciato e ferito alla tempia alle 10 del mattino all'interno del bar alla chiesa, accanto appunto alla chiesa di Santa Barbara. Il suo aggressore, un italiano tra i 25 e i 30 anni, mai visto prima, dice Giuseppe, per tutti i bepi. Poi, quando mi ha dato una sigaretta, io non ne avevo. E lui è scatenato in una furia infernale. L'aggressione nel bar gremito di gente tra l'indifferenza generale. Ma nessuno è intervenuto a darle una mano? No. C'era gente al bar in quel momento? Sì. L'hanno lasciata lì per terra? No, mi sono tirato su da solo. Quindi la sua chiamata di aiuto ai carabinieri, giunti subito sul posto con 3 gazzelle, insieme ai sanitari della Croce Verde che lo hanno curato all'istante. Un'aggressione che ha profondamente ferito nell'animo Giuseppe, persona fragile anche fisicamente, con tante patologie e già fortemente provata dalla recente violenta morte del nipote Lorenzo Nardelli, 32 anni, ucciso di botte senza pietà lo scorso 9 agosto nell'ascensore del palazzo di via Rampa Cavalcavia, sempre a Mestre. Lorenzo aveva un appuntamento con una donna quella sera, ma è entrato per sbaglio nell'appartamento dei cugini Radu e Marin Rasu. Lo hanno picchiato per ammazzarlo e ora sono in carcere per omicidio volontario. Naturalmente nel bar nel quale si è verificata l'aggressione non si parla d'altro, avete sentito anche la testimonianza dell'aggredito secondo il quale nessuno poi è intervenuto a sua difesa. Tra l'altro si tratta di episodi di violenza che oramai nel quartiere sono diventati all'ordine del giorno. E allora ascoltiamo i residenti di via Rio Cimetto a Mestre. Una sigaretta negata che diventa motivo di aggressione, cosa ne pensa lei? È un po' da stupidi, no? Direi io, non lo so, vedo per una sigaretta, non credo sia il motivo di fare... non so cosa dirti. No, certamente, anche perché poco prima lo stesso signore che ha subito l'aggressione aveva offerto da bere al suo aggressore. Mi hanno raccontato questa storia e cosa devo dirti? Non ho parole, se ci sono persone così bisogna stare attenti, stare a casa. Anzi. Al bar dove si è consumata l'aggressione non si parla che di questo, tra lo sgomento, sconforto e generale rassegnazione. È normale ormai fare il bandito, è un mestiere vantaggioso, un mestiere che i giovani devono fare perché c'è l'immunità per i delinquenti. Zona quasi di confine questa di via Rio Cimetto a Mestre, divenuta avamposto di leggi al di fuori della legge, dove ognuno detta la propria a discapito dell'altro. È una zona tranquilla per noi, perché siamo noi, però ci sono molti marocchini, tunisini che non vanno bene. Per cui ci sono tutte le cose che ci sono negli altri quartieri, cioè non è una cosa... Cioè per me è normale, sta dicendo questo? Cioè ragazzi, rendiamoci conto che l'Italia funziona così. Diversa invece la vicenda che riguarda un automobilista che guidava a folle velocità in autostrada con una bambina senza cinture di sicurezza. La polizia gli ha ritirato la patente. 204 km/h, la fotografia del rilevatore di velocità cristallizza la folle corsa della BMW sorpresa dai controlli della Polizia Stradale di Padova lungo la A4 all'altezza dell'area di servizio Limenella. Alla guida dell'auto con targa tedesca un 25enne albanese, l'uomo stava guidando superando di ben oltre 60 km/h, il limite consentito per legge dei 130 km/h. Per di più in auto con lui viaggiavano altre 3 persone e una bambina di 4 anni che al momento del controllo non era seduta sul seggiolino ed era senza cintura di sicurezza. La polizia stradale è riuscita a fermare l'automobilista a 30 km di distanza dal punto di rilevamento. Per lui è scattato il ritiro della patente. E noi adesso andiamo a San Biagio di Callato, dove i ladri hanno colpito ancora stavolta con i proprietari in casa. Un raid ieri sera nella quale sono stati rubati anche i ricordi di una vita. Ascoltiamo i ricordi di una delle vittime di questi furti tra lacrime e paura. In cucina, cioè io finì di mangiare
e dopo sono venuta fuori e quando sono andata per attaccare il scaldasonno a mio marito mi trovava, ma sarà stata manca 27, sui 7 così, sui cassetti. Ruma su cosita e basta. Antonia, 82 anni, è ancora scossa. I ladri hanno visitato la sua abitazione mentre si trovava in casa con il marito novantenne. Per raggiungere il primo piano ed entrare in camera hanno usato anche questa scala che si trovava in un ripostiglio in cortile. Un'azione di pochi minuti, giusto il tempo di arraffare l'oro e i gioielli, comprese le fedi. L'unica consolazione non esserseli trovati davanti. Mio figlio gli ha detto: mamma, a sapere che se teneva dentro chi era là, può darsi che ti fece peso. E così. Copione analogo poco distante, subito dopo, sempre in via Bosco a Rovare di San Biagio. Anche qui in casa ci sono marito e moglie, stanno guardando la televisione in sala, sono circa le 8 della sera. Non sono rimasti in casa più di 20 minuti, perché io alle 8:20 mi sono alzato per andare ritornare in bagno a farmi la doccia. I ladri stavolta entrano da una finestra sul piano terra e probabilmente si tolgono anche le scarpe per poi dirigersi verso la zona notte. Sul davanzale le tracce del passaggio, in una camera trovano una pistola scacciacani, in un'altra i gioielli di famiglia. Tutto l'oro che avevo regalato alla moglie quando eravamo fidanzati. È un ricordo e quello fa male più del valore. Devo ringraziare il Signore che anche insieme alla moglie abbiamo detto fortunatamente è andata bene. È andata bene da un lato, è andata bene perché la salute vale più di tutto il resto. Per tutti una notte insonne a San Biagio e dalla vigilia di Natale che si susseguono colpi compiuti e tentati da Fagarè a Via Madonna. Tra i residenti c'è chi installa o controlla i sistemi antifurto, ma l'allarme è generalizzato. Le zone ormai sono battute tutte quante, non si sa neanche come potersi difendere. Sicuramente la gente ha paura, ma come si difende? Come ci si difende da queste cose qui? Non auguro a nessuno un'esperienza del genere, perché fa male veramente. Non sei più sicuro in casa tua. Entrano come vogliono e fanno quello che vogliono. Voi avete sentito la disperazione di queste famiglie, c'è poi però anche un'altra questione che in queste giornate riguarda le forze dell'ordine, perché ci si sta preparando ai festeggiamenti di Capodanno. Naturalmente bisogna garantire la sicurezza in tutte le maggiori località in cui verrà festeggiata questa ricorrenza. A Treviso, per esempio, i botti e fuochi d'artificio sono stati vietati dal 30 dicembre al 7 gennaio e per la sera e notte del 31 sono stati predisposti un'ordinanza anti-alcol e dei varchi di accesso in Piazza dei Signori per lo spettacolo di fine anno. La nostra comunità è composta da 86.000 persone e 42.000 animali d'affezione. Credo che nel 2023-2024 ancora festeggiare con i botti sia abbastanza anacronistico, è pericoloso per le persone perché ricordo poi tutti i passaggi in pronto soccorso delle persone ferite dai petardi, ma soprattutto è una celebrazione che altera anche il benessere psicofisico degli animali. Sono queste le ragioni che hanno spinto il sindaco Mario Conti a firmare l'ordinanza per vietare dal 30 dicembre al 7 gennaio l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di petardi. Un atto di responsabilità, ribadisce il sindaco, nei nostri confronti e per quella dei nostri amici a quattro zampe. In collaborazione e in concerto con la questura che si occupa di ordine pubblico valuteremo la possibilità o meno di vietare per esempio le bottiglie di vetro, di vietare gli alcolici in alcuni quadranti della città, proprio perché non si vuole limitare la festa, ma si vuole rendere una festa sicura e una festa per tutti, per i più piccoli, per le famiglie, per i bambini, per le persone anziane, senza aver timori di trovare persone ubriache o situazioni pericolose. Non solo Capodanno ma anche Epifania. Il primo cittadino di Treviso avverte che la possibilità di bruciare i panevin dipenderà dalle condizioni dell'aria. L'ordinanza antismog che stabilisce chiaramente quelle che sono le regole e soprattutto le fasce di tutela qualora gli sforamenti di PM10 dovessero superare una certa soglia. Nel caso in cui la fascia di sforamenti sia verde, i panevin saranno autorizzati, nel caso di fascia arancione e rossa non saranno autorizzati.
Il problema sta che noi riusciremo ad autorizzare e valutare la fascia di appartenenza in quel periodo soltanto 48 ore prima, quindi l'appello che faccio a tutti coloro che volessero organizzare è di essere molto prudenti. E c'è un altro genere di divertimento che può diventare pericoloso se non viene praticato con moderazione. Stiamo parlando di ludopatia e a questo proposito ci sono delle novità nel bilancio di previsione che è stato approvato dal Comune di Vigonza. Questo si inserisce nel programma di prevenzione del Comune che ha visto numerosi controlli nel corso del 2023 con sanzioni che sono arrivate in certi casi fino a 25.000 euro per le sale slot. Combattere la ludopatia con tutti i mezzi possibili, per questo il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro, ha deciso di portare l'IMU sui locali con slot machine e videolottery alla massima aliquota. Tutto messo nero su bianco nel bilancio di previsione 2024, approvato in Consiglio Comunale a maggioranza. Le altre tasse invece non vengono toccate. Quest'anno non abbiamo modificato le aliquote IMU nonostante i costi siano aumentati anche per il Comune per tutti i servizi che eroghiamo. Con la rimodulazione dell'IRPEF voluta dal governo centrale, il Comune di Vigonza applica una tassa piatta, una flat tax, con un'aliquota unica allo 0,8%. Nel nostro Comune abbiamo deciso di applicare la flat tax facendo una tassazione unica e con un livello di esenzione fino ai primi 12.000 euro di reddito. In questo modo realizziamo quello che in poche parole possiamo definire il primo passo di federalismo fiscale: meno imposte allo Stato che vengono versate quindi a Roma, più soldi nelle tasche dei cittadini con una busta paga che è sicuramente più corposa e più soldi per i comuni che possono erogare servizi sul territorio. Allora, prima abbiamo parlato del pestaggio che si è verificato a Mestre. C'è un altro centro che in questi giorni è oggetto della cronaca per quello che riguarda Mestre, la sicurezza a Mestre. Ci colleghiamo con Anna Maria Parisi. Anna Maria, dove sei? Ciao Filippo, mi trovo con Alberto Pivetta al parco di Villa Querini, sede di moltissimi uffici comunali, cioè degli assessori, sede mestrina naturalmente del Comune di Venezia. E qual è la notizia? La notizia è che questo parco dove ci troviamo noi è divenuto la sede dei ladri di biciclette, di più il deposito di decine e decine di biciclette rubate. Dove ci troviamo? Ci troviamo lungo via Circonvallazione, dove insiste uno dei buchi neri della città, cioè l'ex ospedale Umberto I, strada, come vediamo dalle immagini di Alberto Pivetta, fortemente trafficata, ad alta densità di traffico, strada dove è stata costruita una pista ciclabile che non viene nemmeno utilizzata dalla maggior parte dei ciclisti, che preferiscono sostare dalla parte opposta dove la pista ciclabile non c'è e dove ci sono ancora i lavori in corso o comunque non sono stati ultimati per mettere a norma le rive del fiume che stavano franando. Tutto questo per dirti che questa è la zona che doveva diventare uno dei gioielli, secondo progetto comunale, della città, vista anche la sede di tanti uffici comunali, cioè degli assessori. Ci sono anche delle telecamere qui al parco, Filippo, però evidentemente queste telecamere non fungono assolutamente da deterrente contro i ladri e contro i criminali, tant'è che non se ne capisce a questo punto il loro scopo, visto che nel tempo questo parco, oltre ad essere il parco dove si ritrovano le famiglie che vengono qui con i bimbi per giocare, come vedi ci sono tantissimi playground, angoli giochi per bambini, però il parco, lo sappiamo, è anche meta di tanti sbandati e senza tetto, e anche in questo momento di senza tetto ce ne sono diversi, tra cui alcuni proprio alle mie spalle. Alcuni casualmente sono in bicicletta,
sono tante le biciclette che sono state rubate, che sono state ritrovate qui, quindi c'è da chiedersi tra perplessità e tristezza se non sia il caso, oltre alle telecamere, di aumentare la vigilanza per monitorare questo angolo centrale di Mestre. Se non hai altre domande ti restituisco la linea, Filippo. Bene, grazie ad Anna Maria Parisi e ad Alberto Pivetta in collegamento in diretta da Mestre. Noi adesso ci spostiamo invece in provincia di Treviso e andiamo per l'esattezza a Zero Branco, dove la sede degli alpini è stata oggetto di un raid vandalico. Ci racconta tutto in diretta Edi Caliman, a te la linea, Edi. Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori, hai detto bene, siamo precisamente a Villa Guidini, a Zero Branco, ha un parco, questa villa veneta molto conosciuta dai cittadini residenti della zona per le attività che si possono fare, un parco molto grande, c'è dello sport, si fa tiro con l'arco, dei campi da tennis, ma soprattutto la sede del gruppo alpini di Zero Branco. Dei vandali la sera tra il 25 e il 26 dicembre hanno preso di mira questa zona facendo tantissimi danni, si è accorto tutto il responsabile del ristorante di Villa Guidini, Loris Battilana. Loris, come ti sei accorto, che cosa è successo, cosa hai visto? Allora, in realtà sono stato avvisato da una chiamata di un passante dove mi aveva avvisato appunto di aver trovato delle cose fuori posto, da quelle che possono essere panche distese per terra, e sono arrivato subito e mi sono accorto che effettivamente non era solo il discorso delle panche, ma qui avevano rotto vetri, serramenti, tutti i vetri e i cristalli appunto dei camion che erano qui in occasione anzi del villaggio di Natale per il Luna Park, e facendo una passeggiata dopo ci siamo resi conto insomma che si era creato il danno anche tutta nell'area Arcieri, dove avevano rotto tutti i paglioni di tiro all'arco, il gazebo, tutte le staccionate e quant'altro, nel senso i danni sono innumerevoli. Ci siamo accorti che sono arrivati fino davanti proprio Villa Guidini, rompendo una gigantografia di Babbo Natale che avevo messo proprio appunto per l'occasione del villaggio di Natale, e oltretutto sono andati a rompere un serramento proprio dello stabile dell'auditorium, quindi il magazzino della biblioteca, facendo dei danni, ripeto, non irreparabili. Diciamo che ad oggi, guardando tutto, il danno può arrivare quasi alle 20.000 euro fatto totale. Adesso lascio descrivere bene Adriano cosa è successo appunto alla sede degli alpini qua di Zero Branco, perché non ci sono parole per descrivere quello che è successo, insomma. Esatto Filippo, perché c'è tanta rabbia e delusione per questo atto vandalico. Siamo insieme infatti ad Adriano Barbazza del gruppo alpini, capogruppo degli alpini di Zero Branco. Facci vedere cosa è successo, raccontaci. Allora, in primis, come siamo arrivati qua, abbiamo visto questa nostra cosa che era per terra. Adesso il nostro amico Walter l'ha già cominciato a preparare, a mettere un po' a posto. Come vedete qua l'hanno rotto già la maniglia, le bandiere qui c'erano appese 1, 2, 3, 4 bandiere, una è rotta, quella è la cosa peggiore, che è un vilipendio alla nostra bandiera italiana. Le bandiere cosa hanno fatto? Le hanno prese e le hanno messe sulla vasca della fontana che è qui. Poi camminando verso di qua abbiamo, queste sono le bandiere che hanno buttato dentro sulla fontana. Qui dietro qua si sono divertiti anche di far cosa? Di buttare giù queste bussole delle immondizie, non so anche per cosa, va bene. Tanto forse non so, per far danni solo e basta. Non solo gli unici danni, ora stiamo raggiungendo il retro della casetta, dove forse c'è la maggior entità del danno che è stato fatto a questa sede degli alpini. Raccontaci Adriano. Allora adesso vediamo, questi qua l'ho già rotto, qua vediamo, qua sono appese delle lampade che hanno rotto, questa è un'altra lampada rotta, la maniglia che per fortuna siamo riusciti ad aprire la porta. Una cosa peggiore è che hanno provato di entrare per il balcone qua, forse non volevano neanche entrare secondo me, volevano solamente far danni solo e basta. Questa lampada, anche questa qua, è rotta anche qua, più avanti c'è un finestrino rotto. E la caldaia?
certamente, e qua la porta della caldaia, questo qua è un problema, forse con Walter qua riusciamo ad aprirla perché non siamo capaci di aprirla qua, adesso Walter qua è il nostro operatore che senz'altro saprà come aprirla. Sì, questo è un problema. Un'altra lampada qui è rotta, cioè, come ripeto, ho già detto prima, cioè, non hanno voluto entrare, hanno voluto solamente far danni solo e basta. Solamente di danni qua abbiamo parlato con Walter, ci saranno quanti Walter? 700-800 euro, 600, quanti? Sì. Sulle 700 euro insomma, di danni, insomma. Speriamo che qualcuno ci dia una mano perché gli alpini non è che siano pieni di euro, insomma, ecco. Speriamo che qualcuno ci dia una mano, ecco. Lanciamo un appello. L'appello è sempre aperto, ricordatevi degli alpini, se avete qualcosa in più in tasca vostra, noi li apprendiamo. Noi ovviamente ci sono le indagini dei carabinieri in corso per accertare chi possa essere stato a commettere un atto del genere. Quello che sappiamo, Loris, è che c'è una macchina che ha stazionato qui per ben 2 ore. Allora, più che stazionato per 2 ore è venuta in 2 momenti diversi. Una dalle prime riprese delle telecamere appunto del parcheggio qui frontale, è arrivata alle 10:22 e è andata via. È ritornata verso l'1:15 parcheggiando nella stessa posizione di prima e da lì si vede che scende una persona e logicamente tutte le indagini dei carabinieri adesso ed è in mano sua, insomma non sappiamo altro per il momento. Filippo, da Zero Branco purtroppo è tutto, noi attendiamo ovviamente l'esito di queste indagini, ti restituisco la linea. Grazie a Edi Caliman, in collegamento in diretta da Zero Branco con la collaborazione tecnica di Nicoletta Rizzetto. Noi adesso parliamo di 2 arresti che invece sono stati condotti a Thiene. In manette è finito uno stalker ossessionato dalla gelosia per la ex fidanzata e uno straniero violento che minacciava i passanti. Thiene. Uno stalker 45enne di Marano Vicentino è stato arrestato dai carabinieri per gli atti persecutori che continuava ad infliggere ad una donna con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale. Nei giorni scorsi la vittima aveva espresso ai militari le sue preoccupazioni per la situazione che stava vivendo. Grazie anche alle recenti norme previste per il codice rosso, gli uomini dell'Arma hanno immediatamente fatto scattare indagini ed accertamenti mirati. Le evidenze investigative sono state raccolte e consegnate al GIP del Tribunale di Vicenza, che ha deciso gli arresti domiciliari e l'applicazione del braccialetto elettronico nei confronti dell'uomo. I suoi comportamenti ossessivi avevano costretto la vittima ad alterare le sue abitudini quotidiane dovute ai continui pedinamenti diventati veri e propri atti persecutori giustificati dalla gelosia. Un 20enne straniero residente a Thiene invece è stato arrestato per comportamenti violenti ed aggressivi verso i passanti nei pressi di un supermercato. I militari che lo hanno bloccato sono stati a loro volta aggrediti ed ingiuriati, evitando infine di comunicare loro le proprie generalità. Dopo essere stato trattenuto nella camera di sicurezza, il magistrato ha disposto la liberazione dell'uomo in attesa del processo. Nessuno può giudicare il dolore di chi perde un figlio in maniera tragica. Solidarizza con Gino Cecchettini, il papà di Giulia, Monica Michielin, la mamma di Mattia Battistetti, il ragazzo morto sul lavoro quasi 3 anni fa a Montebelluna. Per noi, dice, non è mai Natale. Chiedo veramente a chi si permette, alle persone che si permettono di criticare, di valutare il dolore che ogni famiglia vive prima di fare dei commenti. Ogni famiglia vive il dolore a modo suo. Io mi sono sentita tante volte offesa perché hanno detto cosa quella mamma non sta neanche soffrendo perché sta andando in televisione, sta facendo. Non avrei voluto. Non si giudica il dolore, ogni persona, ogni famiglia lo affronta a suo modo. A dirlo è Monica Michielin, mamma di Mattia Battistetti, il ragazzo morto nell'aprile del 2021 in un cantiere a Montebelluna. Da allora Monica chiede giustizia per il figlio e per tutte le vittime del lavoro. Nel farlo vuole rispetto per quei genitori che hanno perso un figlio per incidente e morte violenta. Intollerabili per esempio le critiche social a Gino Cecchettin, bisognerebbe invece interrogarsi sui perché di tante tragedie. Sono veramente amareggiata di quello che sta succedendo nella nostra regione
e di tutto quello che si può contare anche in questo mese, tra incidenti sul lavoro, purtroppo le morti di queste 2 giovani ragazze, incidenti stradali, quindi veramente un Veneto che porta la maglia nera su più fronti. Mentre si aspettano le nuove tappe del processo per la morte di Mattia, alle famiglie di Giulia e Vanessa Ballan rivolge un pensiero anche papà Giuseppe. Purtroppo, come per noi, per tutte queste persone che abbiamo nominato prima, Vanessa, Giulia e tanti altri che sono morti, non si può dire buon Natale, perché in realtà è un Natale che manca qualcosa, è qualcosa di fondamentale perché si possa dire buon Natale. Quindi si può dire buon Natale, ma c'è un buco nella famiglia che fa in modo che il Natale non sia buono. Diamo un'occhiata anche a quello che scrivono le testate online dei quotidiani nazionali. Questo è il Corriere della Sera, che dà notizia che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rinviato la conferenza stampa di fine anno per la seconda volta. La Premier Giorgia Meloni, scrive il Corriere, ha passato il Natale a Milano, a casa dei genitori di Gianbruno. Conferenza stampa di fine anno rinviata 2 volte a distanza di una settimana. Non era mai accaduto, ma la Premier è ancora influenzata, per cui la conferenza stampa si terrà il 4 di gennaio. E adesso parliamo di sanità veneta, dell'accordo integrativo medici di famiglia senza investimenti per il personale amministrativo. La mancata intesa per l'accordo con i medici di famiglia nasce dalle resistenze della Regione, che non sente ragione sulla necessità di investire in modo adeguato per garantire supporto amministrativo ai medici. Di questo passo diventa chiara l'intenzione di far morire la medicina territoriale. Con queste parole, i consiglieri regionali del Partito Democratico Anna Maria Bigon e Andrea Zanoni non usano mezze parole e vanno all'attacco della Regione che, come hanno dichiarato in un comunicato, rischia di far morire la medicina territoriale. Di che cosa stiamo parlando nello specifico? Semplice, alla Regione, affermano gli esponenti Dem, arrivano disponibilità economiche che non sono spese per intero, visto che mancano circa 600 medici. Si tratta di milioni di euro che possono essere investiti per migliorare la sanità e il lavoro dei medici, ad esempio fornendogli supporto amministrativo per velocizzare e migliorare il loro servizio ai cittadini. Far saltare l'accordo integrativo con i medici di famiglia e vuol dire mortificare la medicina territoriale, concedere solo 7 ore settimanali di supporto amministrativo quando il minimo necessario richiesto è di 14 dei stessi medici, vuol dire veramente non volere investire nella medicina territoriale a favore dei nostri cittadini. I medici hanno un carico burocratico enorme e per questo hanno bisogno di un supporto amministrativo. Le 14 ore sono il minimo necessario. La politica Dem promette dunque un duro attacco alla Regione per mettere in condizione quei pochi medici che rimangono di lavorare e tutelare la salute dei cittadini. Il rischio già in corso è che il Veneto sia destinato a scendere ulteriormente nella graduatoria nazionale. Il 31 dicembre la scadenza della conclusione dei lavori per il superbonus. C'è un appello da parte delle imprese artigiane del Veneto al governo. Una proroga di 3 mesi per chiudere la gran parte dei cantieri aperti con il superbonus, che riguardano interventi massicci in circa 400 condomini e che non sono ancora stati terminati a Padova e provincia. La richiesta che Confartigianato Imprese Padova fa alle istituzioni per evitare centinaia di contenziosi. È una situazione che potrebbe diventare drammatica per alcune aziende, per alcuni soprattutto condomini che hanno iniziato i lavori e potrebbero essere in difficoltà col terminarlo nella data prevista, che ormai è fra qualche giorno, e questo comporterebbe dei gravi disagi sia per i committenti sia per chi ha lavorato, le imprese che hanno lavorato alle costruzioni. Il brusco arresto del provvedimento è un errore per l'economia, dicono i vertici di Confartigianato. La proroga sarebbe opportuna per quei condomini che al 31 di dicembre abbiano raggiunto almeno il 60% dei lavori e costerebbe al massimo 2 miliardi e 700 milioni di maggiori oneri per lo Stato.
Questa la risposta al ministro dell'economia Giorgetti, che parla di allucinazione del superbonus. Se è vero che il superbonus può avere generato delle anomalie, delle frenesie, delle voglie magari che qualcuno non poteva mantenere, è anche vero che ha generato un indotto clamoroso, ha dato una spinta al settore che era asfittico e che era in gravissima crisi, ha generato una quantità di occupazione e ha ritrovato l'occupazione, ha messo in luce tutta una zona d'ombra che esisteva di aziende non ben chiare, e l'abbiamo visto anche con i dati Camera Commercio eccetera, ma soprattutto ha consentito di avere un PIL nazionale molto superiore a quello che era in precedenza e che ci ha consentito di primeggiare in Europa. I ritardi nei cantieri sono per lo più dovuti al difficile reperimento delle materie prime. Nel Padovano sono 11.000 le imprese edilizie coinvolte e il superbonus è stato per loro uno strumento di rilancio e crescita, ma la vera preoccupazione delle imprese è la situazione dei crediti incagliati. In questo momento i crediti d'imposta, soprattutto per piccole entità, piccole quote, sono bloccati. Le nostre ditte costruttrici hanno difficoltà a incassare, i committenti non riescono più a pagare queste ditte, si sta creando delle difficoltà enormi che anche in virtù del prossimo che dovesse esserci una deroga sul 110%, senza poi la possibilità di poter scaricare questi crediti, il problema verrà ancora più accentuato. E a proposito di edilizia, nel veneziano il settore ha vissuto un buon 2023 e ci sono anche buone prospettive, anzi ottime per quello che riguarda il 2024 per l'apertura di numerosi cantieri di grandi opere pubbliche. Ma a preoccupare gli addetti ai lavori è l'assenza di manodopera, un fenomeno che sta assumendo dimensioni allarmanti. Lo stato di salute del settore delle imprese edili dell'anno 23 che andiamo a concludere non può essere che definito buono. C'è stato un aumento complessivo sia della mano degli addetti sia dei fatturati che del numero di imprese iscritte nella nostra cassa edile industriale. In provincia di Venezia non è buono solo lo stato dell'edilizia, lo sono anche le sue prospettive. All'orizzonte si profila infatti una lista infinita di nuovi cantieri, si tratti della Via del Mare, della Romea Commerciale, della nuova bretella ferroviaria per il Marco Polo, dei collegamenti verso Cortina in vista delle Olimpiadi, del Bosco dello Sport, delle opere complementari al Mose. E il 2024 è anche l'anno dei cantieri finanziati coi fondi PNRR. Il che comporta anche evidentemente la necessità di far fronte a questi interventi molteplici con risorse, sto parlando in particolare di personale, che non sempre è facile reperire. Ugualmente la concentrazione degli interventi in un lasso temporale ristretto comporta anche il rischio di azioni speculative sull'acquisto di materiali, sui prezzi dei materiali e delle altre componentistiche. Anche l'edilizia si trova dunque a fronteggiare un problema che in queste dimensioni appare inedito in un paese che fino a poco tempo fa si trovava all'opposto impegnato nella lotta alla disoccupazione. La carenza di manodopera nel nostro settore, ma anche in molti altri settori, è il tema sicuramente del prossimo anno. Noi cercheremo di fare la nostra parte, abbiamo già ad esempio sottoscritto dei protocolli insieme con la prefettura per far sì che i migranti che richiedenti asilo nel nostro territorio possano seguire i corsi messi in piedi dalla nostra associazione e credo che questa sia una delle strade da intraprendere per sopperire alla carenza di manodopera che è veramente preoccupante. E poi c'è un altro problema molto più drammatico, è quello sui morti sul lavoro. Proprio in apertura della nostra edizione di Focus TG abbiamo dato notizia del decesso di un altro lavoratore in provincia di Verona e ascoltiamo il monito per quello che riguarda sempre la provincia di Venezia da parte della CISL. La provincia di Venezia seconda in Veneto con Verona capolista per incidenti mortali sul lavoro, con 17 casi nel 2022 che salgono a 19 fino a ottobre corrente, dei quali 9 in itinere.
Così la CISL nel drammatico bilancio di fine anno. È una situazione un po' preoccupante, nel senso che ci sono stati molti diversi casi in provincia, siamo la seconda nel Veneto per quanto riguarda tutti i settori, però anche l'edilizia è uno dei settori dove succedono spesso infortuni anche abbastanza gravi. Bisogna valutare anche la questione dello stress del lavoro correlato, che è un altro tema importante su cui stiamo dedicando la nostra attenzione. È stato fatto anche un progetto con INAIL, gli enti bilaterali dell'edilizia, del settore edilizio del Veneto e le organizzazioni sindacali, proprio per sensibilizzare maggiormente i lavoratori e le imprese a un'attenzione particolare anche su questo aspetto. È necessario tenere sempre alta la guardia, specie in questo 2024, che per Venezia sarà un anno di grandi cantieri, a cominciare dal Bosco dello Sport con il nuovo stadio e l'arena e con il completamento della nuova viabilità a Tessera, solo per citarne alcuni. Non bisogna abbassare la guardia, stare molto attenti nei cantieri, maggior formazione, quindi attraverso anche la bilateralità facciamo prevenzione e formazione ai lavoratori. Questo deve essere un punto cruciale. Voi avete sentito grandi opere pubbliche anche all'orizzonte per il 2024, ma c'è un'importante opera pubblica che invece si chiude con questo finale di 2023, la superstrada pedemontana veneta. L'ultimo atto di questi lavori si è svolto, si sta svolgendo proprio in queste ore a Malo, dove è in collegamento per noi Federico Fusetti. Buongiorno Federico. Buongiorno Filippo, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Siamo con Andrea Benetti davanti all'ingresso della galleria di servizio della pedemontana. L'ultimo tratto inaugurato proprio oggi, un'inaugurazione insomma in pompa magna. Sono già state fatte 7 inaugurazioni della pedemontana, ma quella di oggi è sicuramente la più importante perché è quella che conclude i lavori. Parliamo del tratto tra Malo e Montecchio, quindi siamo ovviamente nel Vicentino. Molto soddisfatto il sindaco di Malo, un po' meno quello di Montecchio, perché in realtà non c'è ancora il collegamento finale tra la pedemontana e la 4, quindi nella zona di Montecchio si prevede fino a marzo, quando aprirà anche quest'ultimo collegamento, una situazione molto difficile. Quindi sindaco di Montecchio arrabbiato non tanto con la regione o col ministero, ma soprattutto con l'autostrada, con l'A4 che non ha completato questo lavoro. Però insomma, a parte questo ultimo tratto, da domani sarà percorribile quindi questa lunga galleria oltre 6 chilometri, ma anche tutto il tratto che è diciamo complessivamente una ventina di chilometri che unisce Malo a Montecchio. Un'inaugurazione avvenuta alla presenza del Presidente del Veneto Luca Zaia, ma anche del Ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, oltre che alla presenza di molti dei sindaci. Sono 37 i sindaci interessati e ce n'erano una buona parte, se non quasi tutti. Quindi opera che viene completata, opera importante. Si è parlato del pedaggio, si è parlato del futuro delle infrastrutture venete, insomma a 360 gradi l'intervento di Matteo Salvini, di questa possibile costruzione della pista da bob con l'appalto, anzi la gara che verrà fatta entro la fine dell'anno, quindi entro 3 giorni. Vedremo chi parteciperà e quindi c'è ancora, lui dice che si è impegnato in prima persona perché il bob possa essere realizzato e soprattutto perché le Olimpiadi Milano-Cortina siano veramente Milano-Cortina e quindi non venga sottratto nulla al Veneto. Infine la polemica politica, anche se è stata un po' diciamo dribblata sia da Salvini che da Zaia, è legata alla frase, all'intervista rilasciata da Flavio Tosi, coordinatore
Italia del Veneto, ancora sulla rielezione di Zaia. Infatti Tosi ha detto se venisse rieletto ancora Zaia si tornerebbe al ventennio, una frase davvero dura, forte, proprio in questa giornata di inaugurazione della Pedemontana. Matteo Salvini ha risposto che non comprende perché Tosi dica questo, sono i cittadini che devono decidere, questa è la posizione della Lega e quindi non dare la possibilità a Zaia di ricandidarsi sarebbe togliere una parte di democrazia. Poi io l'ho un po' incalzato, nel senso che insomma gli ho fatto notare al ministro è una frase dura quella di diciamo, parlare del ventennio a proposito della rielezione di Zaia. Salvini mi ha guardato, stava per dire qualcosa, poi ha detto no, lasciamo stare, non voglio fare polemica. Stesso comportamento direi anche da parte di Zaia, che ha risposto non so nulla di questo, non ne parlo, e quindi ha un po' dribblato, ma immagino che poi insomma nel corso della giornata si tornerà su questa dichiarazione. Filippo, siamo usciti, dicevo, con Andrea Benetti da questa galleria di servizio e quindi all'interno ovviamente non funzionavano né i cellulari né tantomeno l'attrezzatura e quindi da qui posso restituirti la linea. Grazie a Federico Fusenti e ad Andrea Benetti in collegamento da Mano. Avete visto, ci ha raccontato Federico le fasi di inaugurazione dell'ultimo tratto della superstrada Pedemontana Veneta, in cui poi non è mancato il dibattito e anche le polemiche politiche, anche in vista delle prossime elezioni regionali. Naturalmente sono tutti temi che approfondiremo nel corso dei nostri telegiornali questa sera con tutte le interviste del caso. Adesso ci spostiamo in Val Brenta per parlare sempre di cronaca, di un blitz della finanza nel corso del quale sono stati sequestrati beni per 3 milioni di euro. Attività sospesa, denuncia per l'imprenditore e sequestro di apparecchiature per quasi 3 milioni di euro. E questo è il bilancio di un'attività portata a termine dai finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza nell'ambito dell'attività di contrasto alle violazioni in materia di lavoro, salute e sicurezza. Le Fiamme Gialle sono entrate in azione a Val Brenta in una ditta specializzata nella fabbricazione di prodotti in carta e cartone perché un precedente provvedimento di sospensione dell'attività non era stato osservato dall'azienda. La condotta del legale rappresentante della società, che avrebbe violato i divieti e le prescrizioni imposte dopo i precedenti controlli, avrebbe messo in serio pericolo l'incolumità del personale. Per questo motivo 14 macchinari sprovvisti di dispositivi di sicurezza per un totale di 2.800.000 euro sono stati posti sotto sequestro. Inoltre non erano stati installati efficienti impianti di aspirazione delle polveri e di contenimento del rumore, per non parlare del fatto che i dipendenti non erano stati istruiti sull'uso delle macchine e della movimentazione manuale di carichi. Poi sono state trovate uscite di sicurezza ostruite, dispositivi antincendio non accessibili e altro ancora. Dunque, torniamo a parlare di infrastrutture, ne abbiamo parlato veramente in diverse circostanze nel corso di questa edizione di Focus TG, non ultimo soprattutto l'inaugurazione dell'ultimo tratto della Pedemontana Veneta, ma ci sono importanti novità per quello che riguarda la rete infrastrutturale della regione anche in provincia di Belluno, dove è stato infatti approvato il progetto esecutivo del ponte sul Piave che dovrebbe sostituire l'attuale ponte Bailey. Ora per l'amministrazione la battaglia è quella di reperire i fondi. Della soluzione definitiva di un ponte sul Piave se ne discute da più di una decade. Il ponte Bailey, così sono chiamate le infrastrutture modulari formate da elementi componibili in acciaio, nacque infatti nel 2007 come soluzione temporanea per la viabilità in accesso al capoluogo ed oggi, a 16 anni di distanza, si intuisce una luce in fondo al tunnel. Approvato infatti il progetto esecutivo finanziato dalla Regione Veneto per la realizzazione di un nuovo viadotto viario del valore complessivo di 18 milioni e mezzo di euro, una cifra irraggiungibile per le casse dell'amministrazione comunale e che ha quindi da ricercarsi altrove. Adesso che abbiamo finalmente il progetto esecutivo dell'opera e soprattutto abbiamo l'importo esatto a poter andare a richiedere, e ci muoveremo a Roma negli ambiti sia finanziari che di Ministero delle Infrastrutture. Ma il tempo stringe, sul reperimento dei fondi incombe la data non più prorogabile di fine vita del Bailey del 31/12/2024.
fondamentale quindi aggiudicarsi la cifra prima di quella data per dare continuità a un nodo cruciale della viabilità cittadina. Credo che sia un'arteria comunale ma che sia di valenza provinciale e sappiamo il flusso di traffico che passa su quel ponte, quindi ci spenderemo sicuramente in qualsiasi ambito per cercare di finanziare questa opera. Secondo il progetto, il nuovo ponte sarebbe interamente sopraelevato nel tratto che va dalla rotonda di via Montegrappa, anch'essa oggetto di lavori di ampliamento, fino alla rotonda di uscita dalla galleria Belluno per garantire la massima sicurezza nel caso di esondazioni del Piave. Dotato anche di passaggio ciclopedonale e di un design rivisitato, se finanziato darebbe nuovo lustro al capoluogo, una partita che il Comune si giocherà negli uffici ministeriali e per la quale il vice sindaco si mostra fiducioso. Io sono ottimista e mi auguro che nei primi 6 mesi dell'anno di riuscire ad avere delle informazioni più precise per sapere come mettere a terra questa opera. E a proposito di opere eseguite e da eseguire, è il momento di bilanci per la provincia di Vicenza. Allora sentiamo come è andato il 2023 da questo punto di vista. Tutti i fronti della provincia di Vicenza nel 2023. La prima parola è PNRR, anzi è la prima sigla che sta per Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si sfiorano i 60 milioni di euro di investimenti sugli istituti superiori del Vicentino. I cantieri aperti tutti nel 2023, la conclusione, i primi cantieri che andranno a chiudersi nel 2024 saranno presumibilmente quelli delle scuole superiori dell'Alto Vicentino. La seconda parola è strade, anzi non una parola, 2, strade provinciali. Nel 2023 Viabilità ha eseguito attività manutentiva per 12 milioni e 150 mila euro per asfaltature, sostituzioni di guardrail, ponti, consolidamento di frane e dissesti, segnaletica, trattamenti antighiaccio, manutenzioni del verde e pulizia delle strade. Per di più sono stati assegnati 7 milioni di euro ai comuni per cofinanziare 26 opere di sicurezza per strade provinciali che attraversano i centri abitati. Oltre 2 milioni di euro per le piste ciclabili. Numerosi interventi di messa in sicurezza. Pensiamo semplicemente al ponte di Longare che sta per essere purtroppo abbattuto per essere ricostruito completamente. Quindi una società Viabilità che bada sì alla messa in sicurezza quotidiana, alla manutenzione quotidiana, ma guarda anche e soprattutto a investimenti importanti per la sicurezza dei cittadini. Infine, ultimo ma non ultimo, il trasporto pubblico con la provincia che detiene il 64% delle quote di SVT. Un contributo di 400.000 euro è servito ad abbattere il costo degli abbonamenti annuali degli studenti. In più sono stati acquistati 14 nuovi autobus e sono in arrivo 16 bus elettrici. Il 2024 si apre a cominciare da questo punto di partenza, ma gli obiettivi della provincia sono già fissati. Infrastrutturazione scolastica, stradale e poi progetti che riguardano lo sviluppo della realtà universitaria a Vicenza e tanto altro. Focus TG si interrompe per un istante, ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati nuovamente in diretta con Focus TG. Come di consueto a fine anno arriva anche il bilancio dei carabinieri sui reati che si sono consumati a Padova e provincia. Allora andiamo a vedere come è andato questo 2023. Ci colleghiamo in diretta con Padova dove vediamo Valentina Visentin con la collaborazione tecnica di Cristian Roque Agliende. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno da Padova. Dicevamo bilancio di fine anno per quanto riguarda i reati che sono avvenuti in questo 2023 e se in generale si registra una lieve diminuzione dei reati per quanto riguarda la provincia di Padova, il numero invece che colpisce è quello sulle violenze sessuali che nel 2023 sono aumentate del 22%. Infatti sono infatti i reati riguardanti la violenza di genere che hanno caratterizzato i commenti e soprattutto le riflessioni principali in questo bilancio di fine anno dei Carabinieri, perché nel 2023 sono aumentati i cosiddetti reati spia come maltrattamenti e violenze sessuali e un lieve calo si è registrato per quanto riguarda gli atti persecutori, ma fondamentalmente è aumentata anche l'attività repressiva dei Carabinieri. Sono
Sono stati infatti ben 49 uomini arrestati per maltrattamenti in questo 2023, e quello che è importante, che è stato rilevato, è che il numero più cospicuo di arresti è stato effettuato in questi ultimi 2 mesi, nel mese di novembre e di dicembre. Stessa cosa per quanto riguarda le denunce e le misure cautelari. Questo significa che l'opinione pubblica è stata molto sensibilizzata e colpita purtroppo dalla triste vicenda di Giulia Cecchettin, e le donne stanno facendo emergere questi reati, denunciando, e i carabinieri riuscendo così ad emettere le misure cautelari nei confronti degli uomini violenti e maltrattanti. Questo è il dato più eclatante. Come dicevamo invece, per quanto riguarda in generale il numero dei reati di questo 2023, c'è un lieve calo rispetto al 2022, anche se nell'ultimo mese di dicembre sono aumentati, c'è stata una recrudescenza per quanto riguarda i furti in abitazione. Di conseguenza sono aumentati i controlli dei carabinieri, che hanno portato anche all'arresto ad inizio dicembre di una banda di predoni albanesi che stava saccheggiando le case della Bassa Padovana. Continuano ovviamente poi i controlli antidroga per contrastare lo spaccio di stupefacenti, soprattutto in città, ma non dimenticando anche la provincia, dove si sta notando un incremento di cessioni di sostanze stupefacenti. Controllate soprattutto le scuole, dove sono stati scoperti in alcuni istituti del Padovano la presenza di droga. Importante poi per quanto riguarda la prevenzione, hanno detto i carabinieri, sono gli incontri fatti nelle scuole per contrastare il bullismo e il cyberbullismo, e quindi è importante avvicinare i ragazzi per spiegare questi fenomeni e prevenire cosiddetti episodi di violenza tra baby gang. E poi il contrasto alle truffe agli anziani, con gli incontri numerosi svoltisi nel 2023 proprio per sensibilizzare gli anziani e istruirli ad evitare le truffe del finto avvocato o del finto maresciallo. Questa è la fotografia per quanto riguarda i reati nella Padovana nel 2023, ovviamente maggiori poi dettagli nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Intanto da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentina, a Cristian Rocchi Agliende in collegamento in diretta da Padova. E allora ci spostiamo a Venezia, dove sta facendo discutere la notizia che i lucchetti delle locazioni turistiche che si sono visti comparire sui muri di Calli e Campielli sono privi di autorizzazione. A comunicarlo è il gruppo consiliare di tutta la città insieme, citando la risposta arrivata dalla soprintendenza di Venezia sul proliferare di centinaia di lucchetti, di cassettine e portachiavi per il self-check-in. Nel definirli privi di autorizzazione paesaggistica, il sovrintendente di Venezia Fabrizio Magani ha invitato gli uffici in indirizzo a concordare una linea comune di installazioni degli elementi a tutela del decoro della città. La lettera del sovrintendente è stata indirizzata anche allo sportello unico del commercio del comune di Venezia. E ora parliamo del dramma di alcuni padri separati che non sono più in grado di mantenersi, un dramma più diffuso di quanto si possa pensare, come ci ha raccontato un papà di Mestre che dopo una causa di divorzio si è trovato in gravi difficoltà economiche. Come in questo momento la sua situazione economica? Adesso è abbastanza disastrosa. Disastrosa, e le spiego il perché. Perché ho un figlio a carico da quasi 3 anni e mezzo, purtroppo come tutti pago un affitto o un mutuo di una casa per vivere, e in più devo pagare, ahimè, sto pagando una situazione ahimè un po' brutta nei miei confronti. Praticamente devo dei soldi alla mia ex moglie. Non ha paura a raccontare la propria storia, Iglif Rosada, anzi si augura che renderla nota possa servire a cambiare qualcosa. Un'attività fallita per la crisi economica del 2008 e una complessa causa di divorzio ne hanno letteralmente prosciugato i risparmi. Ma se sulle cause economiche che possono ridurre sul lastrico il titolare di un'azienda ci si può appellare al rischio d'impresa, secondo Iglif qualche domanda è invece lecito porsela su ciò che accade nelle aule di tribunale durante le cause di divorzio. Ho idea che questi avvocati
avvocati / giudici non capiscano veramente, non abbiano l'idea, la percezione di quello che è la realtà. Quando una persona prende una busta paga, e più o meno la media lo sappiamo in Italia di quali sono le buste paghe, e quando un avvocato o un giudice chiama, che ne so, un consulente tecnico d'ufficio, una causa, un avvocato, una parcella, si parlano di 10 e 15 mila euro come fossero, che ne so, dei cioccolatini. Sì, mi dia quella scatola di cioccolatini. No, non è così. Cioè, una persona come me, che ha un figlio a carico, pagare 15.000 euro vuol dire andare avanti qualche anno. Questo caso non è isolato. Con l'aumento dei costi e le varie crisi economiche, le cronache si occupano sempre più spesso di padri separati che si trovano in una difficoltà tale da dover dormire in automobile o dividere le spese di un appartamento con qualcuno che magari si trova nella loro stessa situazione. Un fenomeno che ha portato alla fondazione di associazioni di padri separati e a reti pubbliche di sostegno residenziale. Lei a un certo punto è stato addirittura mantenuto dai suoi genitori. Beh sì, per più di un anno, diciamo quasi un anno e mezzo, poco più, poco meno. Perché? Perché avendo venduto il mio negozio, che le stavo dicendo, e praticamente non ho trovato posto di lavoro per 8 mesi. Poi i primi mesi delle buste paga che ho preso ho dovuto pagare l'avvocato. Perciò io partivo da zero e per un anno e mezzo circa sono stato senza soldi in tasca. E ha suscitato non poche polemiche il cartello che è comparso sulla bacheca di una chiesa del centro di Padova che invita i fedeli a non fare l'elemosina ai poveri. I fedeli sono pregati di non dare l'elemosina ai mendicanti in chiesa e nemmeno nei dintorni. Il cartello nella bacheca della chiesa di Santa Lucia in pieno centro a Padova nei giorni che hanno preceduto il Natale ha creato non poche polemiche in città. Un avviso che ha stupito e fatto discutere visto che è apparso nel giorno dell'antivigilia di Natale soprattutto nella bacheca di una chiesa, luogo d'eccellenza della carità. Nella zona gravitano alcuni mendicanti che sostano nei gradini della chiesa, che è sempre aperta per accogliere i fedeli anche fuori dagli orari delle celebrazioni. Stupito e scandalizzato di questo messaggio si è detto Don Albino Bizzotto, che ha fondato l'associazione Beati Costruttori di Pace. Sul fatto è intervenuto anche Don Giovanni Brusdegan, teologo e rettore della Cappella Universitaria di San Massimo a Padova. Mi pare corretto da parte mia intanto precisare che bisognerebbe chiedere direttamente, conoscere meglio il caso, il contesto. Ciò non toglie però che dobbiamo fare delle valutazioni molto importanti, molto serie, perché per noi amare il prossimo, aiutare chi ha bisogno, vedere Gesù nell'altro fa parte costitutiva, alternativa e profetica del messaggio cristiano. Quindi prima che possiamo disdire questi precetti, questo comandamento nuovo di Gesù, dovremo avere delle motivazioni molto importanti. Il confine è tra il diritto e il dovere di amare, che non ci viene mai tolto, e quello della paura, dell'insicurezza, della garanzia di essere, per così dire, rispettati. Nel contesto specifico io credo che i dintorni non siano nelle mani della giustizia di un'eventuale parrocchia, chiesa, ma vadano vigilati da chi di dovere. Bisogna che stiamo attenti nel nostro paese di non cadere nella dabbenaggine, ma nello stesso tempo di non perdere l'educazione al rispetto, alla dignità di ciascuna persona, indipendentemente dal colore, dalla religione e dallo stato che sta vivendo. Ora parliamo di una giovane assistente sociale trevigiana che ha ideato un gioco per insegnare ai bambini della scuola materna a gestire le proprie emozioni, un tema che è quanto mai di attualità dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin. Un gioco psicomotorio, quindi dove unisce la dimensione del movimento alla dimensione comunque di intelletto, ecco, sul tema delle emozioni. Un gioco al momento solo sulla carta che Lucrezia Gondini sogna di poter realizzare e portare nelle scuole per insegnare ai bambini, sin dall'asilo, le emozioni e la loro gestione. Un progetto che nasce quando Lucrezia scrive la sua tesi di laurea incentrata sulla violenza nei confronti delle donne, concentrando la propria analisi anche sulla fase di prevenzione. E molto spesso la violenza nasce come risposta
quasi inconsapevole, non controllata, a qualcosa che ci nasce dentro. Dal prototipo di gioco pensato per la tesi si passa negli anni ad una versione che ha tutte le caratteristiche di un copione teatrale che coinvolge direttamente i bambini. I bambini partecipano seguono un percorso immaginario in un mondo che ho chiamato appunto il mondo delle emozioni, e in questo mondo attraversano 6 tappe nelle quali incontrano 6 personaggi immaginari che rappresentano le 6 tematiche che accennavo prima, da cui può scaturire un conflitto. I personaggi sono l'aspettativa disattesa, l'impotenza, la vergogna. In ogni tappa i bambini vengono invitati a mettersi in gioco dal punto di vista emotivo attraverso delle card che raffigurano situazioni potenzialmente conflittuali. In un dialogo immaginario tra i piccoli ed i personaggi si cerca di coinvolgerli in una serie di attività, trasmettendo loro alcuni messaggi chiave. La violenza non è altro che una delle forme con cui si può affrontare un conflitto, e un'immagine appunto con cui poi si chiude ogni tappa di questo incontro, di questo incontro con i vari personaggi, si chiude con la presentazione della gentilezza, considerata come principale antidoto alla violenza. E così una caramella, un fiore o un abbraccio diventano gli strumenti, gli antidoti alla violenza per risolvere ogni conflitto. E dal 1 gennaio si estende a 60 malattie lo screening neonatale effettuato sui bambini nati in azienda ospedaliera a Padova. Una piccola goccia di sangue raccolta nelle prime ore di vita può essere fondamentale per curare ed evitare effetti gravi di alcune malattie metaboliche ereditarie. Lo screening neonatale è una prassi attiva da tempo in azienda ospedaliera a Padova. Adesso però si è aggiunta una ulteriore ricerca estesa a 15 nuove malattie, tra queste anche la SMA, l'atrofia muscolare spinale, che partirà dal 1 gennaio del 2024. Una goccia di sangue può fare la diagnosi di 50 malattie metaboliche, e adesso si è aggiunta anche questa della SMA, che ovviamente è una malattia molto grave, ma oggi abbiamo una terapia che può rallentare, che può contenere la gravità di questa malattia. Un risultato importantissimo, anche perché sono screening che vanno al di fuori di quelli che sono i livelli essenziali di assistenza, quindi sono screening scelti dalla Regione del Veneto, alcuni come questi ultimi 2 che vengono pagati dalla Regione del Veneto a favore della popolazione del Veneto. Lo screening neonatale è un esame importante che riguarda 60 malattie metaboliche genetiche che hanno una maggiore incidenza e che, se vengono diagnosticate in tempo, grazie alle cure possono garantire una vita migliore ai pazienti. La vittoria sulle malattie genetiche non è solo la terapia, ma è una diagnosi precoce, perché abbiamo visto che altrimenti la terapia data a 1 mese di vita per queste malattie non cambia il decorso. A 15 giorni veramente è qualcosa di irriconoscibile un paziente del passato con un paziente di oggi. Dopo 10 giorni consecutivi con il bollino arancione, ARPAV fa scattare il bollino rosso per l'area padovana. I livelli di PM10 hanno superato per il 10° giorno di fila la soglia di tolleranza a causa dell'assenza prolungata di piogge da 20 giorni. Si fermano quindi le auto di categoria M alimentate a gasolio fino ad Euro 5, a benzina fino ad Euro 2 e motoveicoli categoria L, ossia fino a Euro 1. Le limitazioni saranno in vigore dalle 8:30 alle 18:30. E qualche difficoltà non c'è solamente per circolare in automobile, c'è anche per circolare in bicicletta, per esempio a Bassano del Grappa. Vediamo perché. Ma dove vai, bellezza in bicicletta, così di fretta pedalando con ardore? Più che con ardore, sarebbe meglio, molto meglio, se a Bassano si pedalasse con attenzione. E già, perché dal report annuale di FIAB emergono spunti a dir poco allarmanti per i ciclisti. Partiamo da un dato che più di ogni altro mette in chiaro una cosa: la sicurezza reale percepita per chi circola su 2 ruote a Bassano tocca i minimi storici. Alla domanda del sondaggio FIAB su quante volte hai rischiato di essere coinvolto in un incidente mentre pedalavi nell'ultimo anno, il 73% dei ciclisti bassanesi ha risposto almeno
almeno una. Ma alta è anche la percentuale di chi ha rischiato di essere investito o tamponato più di 3 volte. Il 73% dei ciclisti dunque non viaggia in sicurezza e questo è un dato allarmante per un'amministrazione che come primo compito ha quello di salvaguardare l'incolumità dei cittadini. Alla faccia dei tanti slogan pronunciati in via Matteotti in questi anni su Bassano città delle due ruote, sul legame tra Bassano e il ciclismo, sul passaggio del Giro d'Italia in città, proclami e impegni che non basta sbandierare e allora, restando in tema, verrebbe da dire all'amministrazione: hai voluto la bicicletta e adesso pedala, perché di strada da fare, secondo FIAB, ce n'è tanta. Vediamo altri dati. Come valuteresti la sicurezza per i ciclisti nelle strade di Bassano e dintorni? Quasi tutti i ciclisti interpellati dal sondaggio, l'88%, hanno risposto che le strade sono molto insicure o insicure, bocciando in pieno il piano cittadino per la viabilità sostenibile. Insomma, Bassano patria del ciclismo? Tra il dire e il fare c'è di mezzo tanto lavoro, partendo da qui. La strada, è vero, è in salita, ma questo, per chi ama le bici, è uno stimolo, non un ostacolo. E invece ci sono buone notizie per Bus Italia, per chi prende quindi i mezzi pubblici, perché arrivano cospicui finanziamenti dallo Stato proprio per salvare il trasporto pubblico. PNRR, dai finanziamenti ministeriali arriva una boccata d'ossigeno per risanare Bus Italia, acquistando 180 nuovi bus e per far fronte alle spese di carburante e alle perdite derivate dalla crisi del trasporto pubblico durante la pandemia di Covid. Il Comune di Padova e la provincia hanno presentato le linee guida dell'accordo per risanare Bus Italia, che ha un buco di circa 18 milioni di euro. Questo accordo si basa fondamentalmente sul fatto che siamo stati premiati come città e come provincia, sono stati assegnati quasi 70 milioni di euro per contributi di nuovi bus che per l'urbano saranno fondamentalmente elettrici, quindi andiamo verso una flotta quasi esclusivamente elettrica. Questi fondi permettono all'azienda di avere più ossigeno e quindi di tornare a reinvestire sul trasporto pubblico. Già negli ultimi mesi avevamo avuto degli ottimi segnali, siamo quindi fiduciosi di metterci alle spalle la fase Covid, che era stata molto complicata per quanto riguarda il trasporto pubblico a causa del calo dei passeggeri. Corse tagliate, ritardi, carenza di personale, la crisi di Bus Italia era diventata una delle questioni prioritarie per il Comune e la provincia da risolvere per salvaguardare il trasporto pubblico locale. Con questo accordo che l'azienda dovrà sottoscrivere, l'iniezione di ossigeno potrebbe portare anche all'assunzione di nuovi autisti. Si sta tornando ad assumere, piano piano i numeri, anche se lentamente, stanno tornando a crescere, ci sono buone prospettive per il prossimo anno e crediamo che avendo essere a un passo praticamente dell'accordo permetta anche a Bus Italia di avere più tranquillità e quindi tornare a investire anche su questo aspetto. Quindi anche qui ci attendiamo nei prossimi mesi di novità positive. Ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati a Focus TG. Il 2023 è stato l'anno del PNRR in provincia di Belluno, in particolare per quanto riguarda l'edilizia scolastica. Grazie a un investimento di quasi 50 milioni, da Palazzo Piloni si plaude alla cantierizzazione di molti interventi negli istituti superiori del territorio. L'istruzione in provincia di Belluno cambia faccia e lo fa attraverso 38 importanti progetti che dalle Prealpi a Cortina danno nuova vita ai plessi scolastici degli istituti superiori del territorio. 49 milioni di euro l'importo delle progettualità già avviate o in fase di avviamento nell'anno 2023, di cui 37 milioni dal PNRR, 6,6 dal Fondo Comuni Confinanti e 5,9 da fondi propri dell'amministrazione provinciale. L'anno 2023 è stato caratterizzato da numerosi interventi sull'edilizia scolastica che sono iniziati ma che sicuramente proseguiranno anche nel 2024. Quasi 50 milioni di euro per i nostri ragazzi. I progetti sono di varia natura e vanno dal rifacimento strutturale di alcuni edifici scolastici, come nel caso dell'Istituto Negrelli o della palestra del Colotti nel Feltrino, ad interventi manutentivi e di adeguamento sismico, ma anche efficientamento energetico e ammodernamento degli ambienti in cui si svolgono le lezioni.
per un'istruzione che guarda al futuro di una didattica sempre più incentrata sulle nuove tecnologie e metodi di apprendimento all'avanguardia. C'è anche uno sguardo proprio per la didattica futura che i nostri ragazzi si troveranno ad affrontare nei prossimi anni. C'è però anche un rovescio della medaglia in termini di disagi che questi cantieri recheranno alla normale operatività negli istituti, come nel caso dell'ITIS Segato a Belluno, i cui lavori di demolizione e ricostruzione di una parte significativa dell'edificio obbligheranno molti studenti a seguire le lezioni all'interno di container prefabbricati per almeno 2 anni. La provincia può contare in tal senso sul pieno appoggio dei dirigenti scolastici per cercare di tamponare il disservizio, nella speranza che i lavori possano concludersi entro le tempistiche dichiarate. L'Istituto Oncologico Veneto, con le sue 2 sedi di Padova e di Castelfranco, compie 18 anni e lancia nuove sfide nel 2023, 9.000 pazienti in trattamento e 9.200 ricoveri. Il traguardo della maggiore età, ma guardando i numeri la storia dello IOV sembra ben più lunga. Era il 22 dicembre del 2005 quando fu istituito con legge regionale. L'Istituto Oncologico Veneto compie 18 anni, diventando grande nel corso degli anni grazie ad investimenti, ricerca scientifica e sperimentazione clinica. I dati 2023 appena presentati parlano di 9.000 pazienti in trattamento, 9.200 ricoveri, 874.000 le prestazioni specialistiche. La sfida è quella di attivare prestazioni che oggi non siamo in grado ancora di attivare, quindi pensiamo alla riattivazione del ciclotone, pensiamo alle strade del trapianto di midollo e pensiamo anche all'integrazione che dobbiamo assolutamente fare sempre in modo più importante con le varie aziende ULSS venete per poter garantire ai nostri pazienti percorsi di presa in carico adeguati nelle tempistiche, nelle tipologie di prestazioni. In questi anni lo IOV ha attivato 7 punti di lavoro dislocati tra le province di Padova, Treviso e Venezia. Le sedi principali sono quella di Padova in via Busonera, poi Castelfranco nel 2017, la radioterapia di Schiavonia e nel 2022 l'avvio della gestione della biobanca presso l'ospedale Santi Giovanni e Paolo di Venezia. In 18 anni sono stati ingenti gli investimenti in edilizia. L'ultimo stanziamento riguarda i lavori appena iniziati per la radioterapia di Castelfranco, circa 15 milioni di euro. Ma le sfide non si fermano mai e guardano al futuro. Noi dobbiamo affrontare adesso delle sfide importanti per il futuro, in un'epoca in cui la tecnologia è diventata estremamente più sofisticata e questo comporta non solo l'acquisizione di nuove strumentazioni ma anche di figure professionali, di ricercatori che non esistevano in passato, ricercatori che siano in grado non solo di lavorare nel laboratorio classico, convenzionale a cui tutti siamo abituati, ma che capiscono anche come poter accedere ai nuovi strumenti informatici. Ad oggi allo IOV lavorano 1.375 dipendenti. In laguna come nell'entroterra veneziano, inflazione e rincari minacciano anche la classe media. L'allarme lanciato dall'assessore alla coesione sociale Simone Venturini, che rinnova l'impegno del comune. È un momento veramente difficile per il ceto medio che rischia di sprofondare nella soglia di povertà, quindi stiamo lavorando con grossi investimenti mirati, in particolare per i giovani e per le giovani famiglie del ceto medio. Dall'inflazione all'aumento dei costi per l'energia, anche a Venezia i nuovi scenari economici possono rappresentare una minaccia per chi fino ad ora non aveva mai avuto problemi. Una situazione per la quale la politica amministrativa del comune intende mettere in campo specifiche contromisure pur in un contesto difficile. I costi aumentano per le famiglie, aumentano anche purtroppo per i comuni e non arrivano da questo punto di vista aiuti da parte dello Stato, quindi il lavoro è molto intenso, però anche nel bilancio 2024 nel sociale e nella casa non solo non si taglierà ma si investirà di più. Con il nuovo anno si riparte quindi con un'attenzione speciale verso le politiche a sostegno di quelle fasce di popolazione che non stanno vivendo un periodo facile, una forbice di disagio economico di cui bisogna evitare l'allargamento. Il comune attraverso le sue agenzie per la coesione sociale accompagnerà
accompagnerà le famiglie in questo momento difficile con aiuti dedicati in base ai regolamenti del comune stesso, e più usciranno dei bandi per l'assegnazione di case anche per il ceto medio, quindi non solo per le fasce più povere della popolazione, ma anche per un ceto medio che altrimenti rischia di impoverirsi ulteriormente. Dunque Natale è passato, ci si prepara a festeggiare il Capodanno, per cui facciamo un bilancio di metà attività. L'abbiamo fatto raccogliendo le impressioni dei bassanesi. Sentiamo. Siamo a metà di queste feste natalizie ed è arrivato il momento di tracciare un primo bilancio. Rispetto all'anno scorso, come sta andando da un punto di vista di vendita? Ma ti ripeto, abbastanza bene, si è visto. Io sono. Non dico a pari, qualcosina in più dell'anno scorso, insomma. Beh, diciamo che è stato un Natale un po' sottotono rispetto agli altri anni, perché comunque la gente molto probabilmente con tutti i problemi che ci sono si è un po' tenuta indietro con gli acquisti e queste cose, e di conseguenza ne abbiamo un po' sofferto, ecco, tutto là. Pochi regalini quindi? Pochi. Maggior parte cose utili, quei pochi che lo facevano, però sì, sono stati un po' più, diciamo, concreti, esatto. Come sta andando? Diciamo che dai 50 e 50, un po' sì, un po' no. Dopo ci sono state situazioni che non potevano portare ad altre storie, perché così è, cioè siamo in un momento, la guerra, l'altra guerra. Tutto che aumenta, le bollette, e quindi dobbiamo anche accontentarci, ecco, diciamo così. Polenta oggi, mica finire i soldi. Cosa comprano soprattutto i bassanesi? La dico di Treviso perché io vengo da Treviso, quindi porto il fiore. Come sta andando? Beh, insomma, dai, non possiamo lamentarci, perché alla fine l'importante è che il tempo regga e che le cose continuano così, dai. I bassanesi stanno comprando qualche regalino? Beh, sicuramente prima di Natale, adesso la gente è in montagna e quella che qua si sta passando il tempo, insomma, un po' difficile però. Qualche nuovo outfit per Capodanno? Adesso vanno tutte le paillette e speriamo che la gente si diverti a comprare qualcosa, dai. Un bilancio, come sta andando? Ma molto bene, abbiamo avuto parecchi clienti in questa stagione, davvero tanti turisti, e devo dire che siamo molto soddisfatti con l'andamento di questa stagione. Rispetto all'anno scorso? No, siamo nella norma, diciamo, tra l'anno scorso e quest'anno, che appunto pensavamo un po' meno gente, magari più da passeggio che tutto il resto, e invece buono anche quest'anno. Cosa hanno comprato soprattutto? Comprato il minimo indispensabile e quello che costava meno, bastava che costasse poco, l'importante era che costasse poco, si parla dai 10 ai 20 euro, non di più. Per noi è andata molto bene. Cosa avete venduto soprattutto? Soprattutto molto cioccolato, cremini, fatto molti regali natalizi di cioccolato. E le feste non sono finite? No, le feste non sono finite, noi siamo positivi e fiduciosi, siamo proprio full gas a darci fino all'Epifania. Bene, full gas fino all'Epifania, che se avete visto poi che il bilancio un po' in chiaro oscuro, perlomeno per come l'ha raccolto Sharon Di Carlo al mercato di Bassano del Grappa. E adesso vi raccontiamo una brutta disavventura occorsa a una 51enne vicentina a passeggio in Prato della Valle a Padova. Fondamentale gli interventi degli agenti della volante di polizia. Una storia che potrebbe essere uscita da un racconto di Natale. Era il giorno di Santo Stefano quando una donna vicentina stava passeggiando in Prato della Valle a Padova con un'amica e la sua cagnetta Kimi, una meticcia di 13 anni. All'improvviso l'animale ha avuto un mancamento, sembrava quasi morta, ha riferito la donna. Subito si è formato un capannello di persone, cosa che ha attirato l'attenzione degli agenti di una volante della Polizia di Stato che si sono avvicinati per capire cosa stesse succedendo. Hanno trovato la donna in lacrime che ha spiegato loro che la povera bestiola aveva avuto un malore, ma lei non aveva un'auto per portarla da un veterinario. Gli agenti hanno quindi proposto di accompagnarla con la volante in una clinica veterinaria all'Arcella. La cagnetta è stata quindi presa in cura dai veterinari che l'hanno rianimata e le hanno salvato la vita. La donna ha quindi ringraziato gli agenti che l'hanno soccorsa, un gesto carico di gentilezza e umanità, ha dichiarato la donna.
Ed ora da Padova andiamo a Vicenza per la prima pista su ghiaccio in Veneto attrezzata per i disabili. Questa è la punta di diamante, secondo il nostro punto di vista. Noi abbiamo inaugurato quest'anno, siamo la seconda pista in Italia ad avere un carrello, diciamo così, si chiama pattino, per i disabili. Perciò la pista diventa inclusiva e possono pattinare tutti, ovviamente su prenotazione perché il carrello è uno. Un Natale inclusivo anche per chi ha difficoltà motorie. La pista di pattinaggio su ghiaccio allestita per le festività natalizie a Campo Marzo, abbattendo con questa attrezzatura le barriere architettoniche, ha voluto inviare un messaggio di solidarietà e di attenzione a chi fino ad ora non poteva concedersi momenti di serenità e leggerezza. Ad inaugurare gli speciali pattini Andrea, costretto su una sedia a rotelle. Il suo volto radioso di gioia ha coinvolto tutti i presenti, incoraggiandoli a fare altrettanto. Non sono in carrozzina ma cammino col bastone per svariati motivi, quindi in teoria io non potrei perché camminando col bastone di sicuro non posso mettermi i pattini, però anche io che sono in queste condizioni con la carrozzina messa a disposizione da loro posso farmi il mio giro sul ghiaccio e abbiamo voluto Andrea perché è il nostro pupillo, diciamo, e lui si è divertito un mondo. Quando lo spingevano e magari si fermavano si lamentava, come per dire dai ancora, cioè proprio faceva, lo vedevi che gli piaceva, e quando è stato ora di scendere si è lamentato per 5 minuti perché non voleva più scendere. Un appuntamento importante questa sera a Villorba alle 21 con ingresso gratuito al Palateatro di Fontane. In programma il gran concerto di fine anno dell'Orchestra Filarmonica Veneta diretta dal maestro Massimo Raccanelli. In prima assoluta per il territorio veneto il concerto voluto dall'amministrazione comunale di Villorba apre le danze alle celebrazioni di fine anno per portare un messaggio di pace e serenità alla cittadinanza. Il programma è un viaggio musicale tra la lirica tedesca e il mondo viennese, tra la tradizione dei valzer e la leggerezza dell'operetta per far rivivere tutta l'emozione delle grandi feste di inizio anno. Ospiti il soprano Claudia Ceraulo e il mezzosoprano Karin Oanian. Appuntamento dunque alle 21 al Palateatro di Fontane di Villorba. Focus TG si conclude qui, vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione di Rete Veneta a partire con il telegiornale di Bassano del Grappa in diretta alle 18:50, a seguire il telegiornale di Vicenza e poi questa sera appuntamento con il talk show Focus. Grazie per averci seguito, arrivederci.